Sta destando grande sdegno la notizia pubblicata dal Corriere del Veneto della concessione di un imminente permesso premio a Lucio Niero, condannato a 30 anni per aver strangolato e ucciso a calci al 9° mese di gravidanza e poi seppellito ancora viva la giovanissima Jennifer Zacconi, con cui aveva avuto una relazione. Uno dei crimini più spietati del Veneto, la cui memoria di certo non è sopita. Era il 29 aprile del 2006 e tra pochi giorni ricorrerà l'11° anniversario della morte di Jennifer, uccisa a 20 anni, e del suo bambino che lei aveva deciso di chiamare Evan e che per legge, non essendo mai nato, non è nemmeno avuto la dignità di essere considerato una vittima. Lucio Niero, che infine confessò tutto, oggi ha 45 anni ed è detenuto nel carcere veronese di Montorio, dove ha proseguito gli studi e si è diplomato. 11 anni di buona condotta gli consentono ora per legge di iniziare a godere della possibilità di qualche permesso di uscire in giornata e incontrare magari la sua famiglia, la moglie e i 2 figli che sono cresciuti. Padre di Jennifer, però, Tullio Zacconi, non si dà pace e non riesce a credere che l'uomo che ha assassinato sua figlia con tanta spietatezza ora possa essere premiato per la condotta dietro le sbarre, ed è sempre Tullio Zacconi a ipotizzare che Niero non sia nemmeno più carcerato, ma stia scontando la condanna in una comunità. Di certo la fine pena non è vicina per Lucio Niero, la cui condanna a 30 anni è stata confermata in tutti i gradi di giudizio, ma pensare di poterlo incrociare in libertà è un incubo che i familiari di Jennifer non possono certo sopportare.